Il segretario provinciale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, interviene in merito alle statistiche INAIL riferite al gennaio 2023. Aumentano le malattie professionali denunciate. Per Gero Acquisto occorre organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese per una crescita globale della cultura della sicurezza. Nella data odierna sono stati resi pubblici dall'INAIL i dati nazionali relativi al mese di gennaio 2023 che riguardano gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Da un primo confronto con il mese di gennaio dell'anno precedente si evince un calo di numeri di infortuni, ma con un sensibile aumento dei casi in itinere. L'Istituto inoltre comunica un aumento delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756, un aumento del 44,3% rispetto all'anno precedente. Le patologie più segnalate, afferma Gero Acquisto, segretario provinciale della UIL, riguardano appunto il sistema osteomuscolare del tessuto connettivo, il sistema nervoso e dell'orecchio, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dei tumori. Negli ultimi anni è emerso il fenomeno tecnopatico favorito dalle campagne di sensibilizzazione e dai cambiamenti normativi che hanno ampliato l'elenco delle malattie riconosciute. Il segretario della UIL di Agrigento, pertanto, in merito alla questione continua a parlare di emergenza e afferma come il cambiamento del mondo del lavoro richiede appunto modelli di intervento complessi orientati alla prevenzione primaria dei rischi occupazionali, alla protezione e promozione della salute, sicurezza sul lavoro, al miglioramento delle condizioni contrattuali di impiego e all'assicurazione di un'adeguata risposta da parte dei sistemi sanitari ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori che nella provincia di Agrigento purtroppo si fa fatica a mettere in pratica. Per Acquisto occorre organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese al fine di garantire trasparenza, equità e uniformità dell'azione pubblica con una maggiore consapevolezza da parte dei datori di lavoro dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati per una crescita globale della sicurezza. La UIL di Agrigento continuerà a promuovere momenti di confronto e di formazione con i lavoratori, i datori di lavoro e creare ambienti nei quali si svolge un lavoro sicuro, sano e gratificante al fine di produrre migliori condizioni di salute e opportunità per i lavoratori, le famiglie, la comunità agrigentina e la sua economia.